Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo a Interlagos, penultima gara del mondiale, 8 punti di svantaggio da Hamilton. Possiamo ancora vincere il mondiale, stiamo calmi, stiamo tranquilli. Qualifiche abbastanza positive, settimo posto, non male, potevo anche prendere la pole ma ho sbagliato nelle ultime 3 curve. E niente feo, andiamo, vai raga, settimo posto, andiamo a recuperare. Vai, questa è sempre una gara insidiosa, l'altro anno ha fatto un brutto errore che poteva costare il mondiale, Attenzione, la curva do Sole, S di Senna. Male, sbaglio veramente per non far danni, sono andato un po' lungo, vabbè. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Presumo che Interlagos sia sempre una gara strana, proprio già il bagarotto. Già bagarotto, signori. Mamma mia, non ho rotto niente per fortuna. Interlagos è una gara sfigata. Mi ricordo il secondo anno che ho perso all'ultimo giro. Vai, buttati. Ok. Gigi è terzo. Madonna, per guardare la classifica vaffanculo, vado fuori. Non ho rotto l'alettone per fortuna, manco male. Il primo giro è già andato comunque. Saranno 36 giri da infarto. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Gigi può festeggiare anche il mondiale oggi se noi ci ritiriamo e facciamo male, Guarda Gigi come ci prova, guardalo Gigi lo vuole quest'anno il mondiale, si vede. Gigi lo pretende. Devo guadagnare i punti per oggi da Hamilton se vogliamo vincere il mondiale. Interlagos è una gara favorevole teoricamente, però sfortunata questi ultimi anni per me. Dai, che Hamilton è a portatissima. Vai, spingi come un porco, come... Fastest, vai di fastest, no! Mamma mia che sorpasso da paura. Doppio sorpasso mondiale. Che sorpassone ragazzi, ho rischiato il ritiro, comunque la distruzione di tutto. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? No! Ma che cazzo? No, vabbè, ma è vergognoso, ma qua... Ma che cazzo rompe i coglioni? Meno male, non so nulla più, manco male. Però non ho proprio capita questa mossa della macchina dietro, che forse era una Williams. Bottas probabilmente. Capito, d'accordo. Abbiamo Gigi dietro. Abbiamo Gigione dietro. Il piccolo Gigi. L'altro giro se ne sta andando poi. La finestra del pit stop si è aperta, quindi il distacco dal tuo compagno è... Non devo rischiare troppo, ma possiamo vincerla sta gara, Qualcuno ha un buon passo. Vai. E siamo in prima posizione. Ragazzi. First class.
solo fare il mio, ragazzi. Come è sfuggita la vittoria tante volte per sfortuna. Dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa, te lo Ma facciamo siamo a casa sapere. del grande Ayrton e oggi è il 1° maggio, che solo questo posso dire. Torna ai box in questo giro e Ma ricorda va a il limite di cagare. velocità o riceverai una penalità. Ricordatene Ma non quando rientro ti neanche se vuoi adesso, pippone obeso. Abbassare il carburante. Ok. Molto bene, molto bene. Tanto c'è Hamilton supera Rosberg, c'è lotta, c'è Bagard dietro, per quello sto guadagnando tantissimo. Questa è una gara che si deve vincere, ragazzi. Se la vinciamo sono dolori per Gigi. Sono dolori per Gigi. Tanti litigi quest'anno, ma siamo ancora in corsa. Interlagos è una gara che amo. Molto bene, molto bene. Stiamo massacrando gli avversari. Li stiamo triturando. La tua finestra del pit stop sta per chiudersi. Molto bene. Ecco, Rosberg risupera Hamilton. Che casino, ragazzi. Che casino. E questo è perfetto per me. Torna Hamilton davanti. Questo è perfetto per noi. Voglio provare a metterle dure, voglio rischiare perché anche io consumo le gomme di più rispetto ai miei avversari. Devi rientrare ai box a questo giro. Ora posso farne un altro. Che Bagard dietro, per fortuna. Rosberg supera Hamilton. Ok. Very good, ragazzi, very very good. Stanno massacrando da sole le Mercedes, quanto godo. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Ma lui mi dà anche 2 medie e una sola. Proviamo. No, no, voglio andare con la dura. Voglio vedere se riesco a fare una sosta in meno. Non mi interessa, voglio rischiare. Il come rischi. Attenzione, Hamilton non è più neanche terzo. La cosa mi fa godere al 4. Bravo Fettel. Devo andare ai box però. Se non riesco la foratura. Ok. Non posso rischiare la foratura come 2 anni fa. Bravissimi Sarai ragazzi. subito in gara all'uscita dai box. Molto molto bene. Abbiamo ancora una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Adesso vediamo quanto durano.
con le medie lui mi dice, vabbè, speriamo sia così. Siamo in terza posizione già con la sosta fatta, ma Hamilton dove cazzo è? È andato ai box, penso, perché non ho sentito nessun problema per Gigi. Gara perfetta fino a questo momento, speriamo bene raga, speriamo bene. Magno in secondo, ragazzi. Che mondiale pittoresco. Io devo vincere almeno 3 come segno, Cerchi di bruciarne un po' se serve. Ok. Ragazzi, una gara iper dominata. Quindi veramente no. Con la sintesi posso andare veramente veloce perché non c'è veramente nulla da mostrare, siamo in stravantaggio, in fuga, stradominato, possiamo fare una doppietta Ferrari anche. Tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Alcune informazioni su Magnussen. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Mi fa piacere. Usciamo chiaramente in first position. E adesso possiamo solo concludere la gara in prima posizione. Solo la safety car può rompere i maroni, teoricamente parlando. Può rompere le balle solo la safety car. Speriamo di no, quindi chiaramente in caso ne mettere le soft subito, tanto il vantaggio ce l'abbiamo. Che non si sa mai. 11 secondi da Vettel, mamma mia, proprio dominio puro, purissimo proprio. Vincere questa con Hamilton che non si vede più nelle prime 3 posizioni, non so come proprio Hamilton è messo malissimo perché è la seconda volta che perde le posizioni così, cioè abbiamo visto anche all'inizio c'era Rosberg e Hamilton, si sono, diciamo, c'era bagarre tra di loro e poi a un certo punto è arrivato Button e Vettel a superare sia Rosberg che il buon Gigione. Che appena sono arrivato prima non ho più visto nessuno, ho doppiato anche diversi monoposti e poi mi hanno ridoppiato chiaramente nella sosta. Come mangio, voglio vincere in Brasile. Voglio vincere per Ayrton. Giro record di Hamilton che lo fa adesso, mi dire che ha attraversato il traguardo adesso. Gigi è in leggera crisi, perché qua veramente possiamo vincere il secondo mondiale consecutivo. Spaventoso proprio. Record di hit. No, non si fa come. Ormai sono abbastanza distratto perché la gara è iper vinta, salvo non so cosa. Veramente strano. Tipo Monza o Spa il primo anno. Le Mercedes veramente un disastro. Il motore dà qualche segno di cedimento, la potenza ne risentirà. Peccato per la costruttori che il campionato costruttori non riesco a vincerlo per la Ferrari. Speriamo il prossimo anno. Sta macinando. Gara fino a questo momento perfetto. Vedo il giro record incredibilmente.
Oddio. Mamma mia, per guardare il telefonino c'avevo. Il cubo mentre gioca a Formula 1 guarda anche il telefonino, cazzo. Problema. Ormai diciamo che ho perso un po' la concentrazione. Di Alex, uno degli ingegneri più deficienti della storia, poverino. No, però se c'è la safety car non va dei box, allora non posso rischiare. Mancano troppi pochi giri. Sauber da doppiare. Mamma mia, come sta portando a casa una vittoria sensazionale. Fammi passare. Molto bene. Very godo proprio, il classico very godo. Questa vittoria è fondamentale, cazzo. Sta arrivando in maniera netta. Adesso Bottas terzo. Neanche Rosberg, dove cazzo è andata la Mercedes? Forse è finito il ciclo Mercedes. Qua. Nessun ritiro comunque in questa gara come Messico. Gara tranquillissima da questo punto di vista. Interlagos è una gara che ho sempre amato. Una gara che non può andare mai Interlagos. Grazie. Sì, ma da 10 ore però, vedi Alex è così ragazzi, questo è Alex. This is Alex. Questo è il porco di Alex. Come sta macinando. Anche voglio la doppietta Ferrari. Voglio il doppiettone Ferrari, lo pretendo. Lo pretendo, sì. Il doppiettone Ferrari ci sta moltissimo qui in Brasile. Giro record di Button. Bravo Button. Mi fa piacere. Altro giro andato. Abbiamo ridoppiati un po' da superare. Tanto intenta sul passo anche la McLaren, vediamo cosa combinano, ci rigustiamo sto
Sto piccolo duello, dai, fammi passare, porco, fammi passare, porco, fammi passare. Pochi giri ormai, pochi chilometri per una vittoria fondamentale. Per una vittoria iper fondamentale. Super. Ciao. Attimo sorpasso. Attenzione, ma la perdo! Mamma mia! L'ho proprio perso da cioccolataio, mamma mia! Che rischio, che rischio! Sono passati tutti e vaffanculo. Ma cosa vuole fare? Vaffanculo, salvo. Ciao. Ultimi giri da brivido anche per emozionare un po' il video, perché oggi proprio stradominato. Il fiume ha stradominato oggi. La Ayrton Day, il giorno di Ayrton, per ricordare il più grande pilota della storia. Talmente grande che è riuscito a essere il più grande senza guidare la Ferrari. Se un pilota non guida la Ferrari, ma come si dice, può essere un grande ma manca qualcosa. Ayrton è riuscito anche in questo. Non ha mai guidato una Ferrari, ma è il più grande. E adesso nell'ultimo giro Mercedes non pervenute, erano seconda e terza. Molto curiosa questa cosa, comunque. Molto bene. E signori, si va a vincere il Gran Premio di Interlagos per Ayrton, che oggi è il 1° maggio. Andiamo a vincere con il rischio finale. Vai, 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 winner. Yes. Grande vittoria. È arrivata, figlio. Arriva bene, felice. Dopo una gara del genere sono stanco io. Non oso immaginare doppietta Ferrari anche. Per arrivare lassù. Doppietta Ferrari e si gode. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mercedes Rosberg quinto, Hamilton 12°, ragazzi. Veramente un Hamilton ridicolo. Ragazzi, siamo a più 16. Mamma mia, basta poco, ci portiamo a casa il titolo. Incredibile. La costruttori siamo a meno 43. Ormai chiaramente è impossibile per i costruttori. Però ragazzi, oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto notevolmente. Spaventoso come il mondiale è veramente quasi cosa nostra. Ciao!